Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Come sapete, di solito il giovedì è la giornata che noi dedichiamo a problemi che hanno a che fare con la vita sociale della città, a problemi che hanno a che fare anche con la medicina. Quest'oggi è proprio un giovedì tipico per quanto riguarda Trieste in diretta. Nella seconda parte avremo nostro ospite il direttore sociosanitario di Asugi, il dottor Giulio Antonini, e il presidente dell'ITIS Aldo Pacor. Con tutta probabilità parleremo anche di una sorta di un avviso, mi sembra che si chiami così, che Asugi ha emesso nei giorni scorsi per quanto concerne la gestione domiciliare delle demenze. Nella prima parte siamo invece in compagnia dell'avvocato Tiziana Benussi, che è presidente della sezione triestina dell'AIL, l'Associazione Italiana per la lotta alle leucemie e ai mielomi. Sono poi con noi la dottoressa Claudia Canaletti, che è psicologa e psicoterapeuta, e il dottor Mario Ballerini, che è dirigente medico presso la struttura di ematologia di Asugi. Grazie per essere tornata nei nostri studi, grazie per essere venuti per la prima volta nei nostri studi. Prima di incominciare, volevo dire una mia curiosità proprio, perché vanno a braccetto, no, i termini dottoressa psicologa e psicoterapeuta. Qual è la differenza eventualmente che c'è fra i termini? 4 anni di specializzazione post laurea. Ho capito. Lo psicologo è un laureato con l'abilitazione, lo psicoterapeuta ha 4 anni di specializzazione post laurea. Ho capito. Quindi, allora lo psicoterapeuta è per forza psicologo? Sì. Non è detto che uno psicologo sia psicoterapeuta. Esatto. No. Lo psichiatra è un medico. Lo psichiatra è un medico. Okay. Le sapeva queste cose? No. Vede che con me si impara. Allora, ma sempre si impara. Con i nostri ospiti parleremo della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, che è in programma il 21 di giugno. Come funziona quest'anno, avvocato? Allora, quest'anno sarò brevissima perché per la prima volta, grazie comunque a Tele4 che ci ospita sempre, abbiamo portato 2 nuove entrate, se si può dire così, cioè finalmente la psicologa di cui abbiamo parlato molto in spesso, lungo sì, e largo e veramente molto spesso per l'importanza che ha per il benessere dei pazienti e dei familiari, e il dottor Ballerini, che è un medico. Allora io volevo dire solamente 2 cose. Ogni 21 giugno c'è la giornata nazionale dell'AIL. È una data che ritorna in quel giorno proprio. È quella, non come gli eventi che facciamo di stelle e di uova che possono essere modificati temporalmente. Noi avremmo 2, diciamo così, manifestazioni per questo. Abbiamo la possibilità, grazie al Comune, di accendere di rosso il centro urban, e al Bastione Fiorito alle ore 19 ci sarà una manifestazione a cui è possibile, ci sarà un banchetto dell'AIL e ci sarà la possibilità di assaggiare un nuovo aperitivo analcolico che si chiama AILO. È una manifestazione, diciamo così, una mostra, ma una parte del ricavato viene destinata all'AIL. Questo è quello che faremo per il 21. Dovevamo fare, e poi mi taccio, anche una regata, nel senso che c'è la famosa regata Itaca che è venuta a Trieste per molti anni, siete venuti gentilmente anche alle conferenze stampa, che aveva una barca che aveva con sé medici, partiva tutto dall'AIL di Brescia, pazienti, infermieri, e partiva da Trieste molto spesso e arrivava fino a Napoli, e poi purtroppo è stata interrotta. Quest'anno avevamo pensato di fare un'uscita in mare più che una regata, però purtroppo ci hanno dato questa possibilità troppo tardi e non è facile organizzare una cosa del genere, però non è detto che non la facciamo in luglio o in agosto. Ecco. Questo è quello. Sì, l'ultima cosa, e ringrazio ancora il Comune di Trieste, finalmente agli inizi di luglio apriremo la nostra casa AIL, che ci è stata concessa in comodato in via Foschiati 4,
che ci è stata concessa dal Comune di Trieste, in comodato ovviamente gratuito, ed è un appartamento attaccato all'ospedale Maggiore, sì, ho capito, e poi molto, per noi molto consono ai nostri progetti, perché una parte viene destinata a segreteria e sede e l'altra all'ospitalità per i pazienti o per i familiari dei pazienti. Aggiungo ancora una cosa: siamo stati accreditati presso la Regione per il servizio civile, per cui quindi sarebbe possibile... Dovremmo parlare prima o dopo del servizio civile in maniera piuttosto sistematica, ecco, perché sì. C'è questo progetto a Bicura che svolgiamo con Udine, Gorizia, agli Udine di Gorizia e Trieste, per verificare la possibilità di avere dei giovani che facciano il servizio civile, facendoci da volontari sostanzialmente, vista la difficoltà di trovarne. Ecco. Allora, grazie. Poi dopo non pensi di cavarsela? No, io non volevo portare via spazio. Allora, intanto, dottor Ballerini, che significato ha per una struttura come la vostra una manifestazione come questa, che riaccende diciamo così, l'attenzione su determinate problematiche? Fra l'altro, purtroppo in questi giorni è uscita anche la notizia che un giocatore di basket del Bologna, se non mi sbaglio, è affetto da una malattia ematica, e quindi come spesso succede, insomma, i giornali ne parlano, spiegano, eccetera, ma appuntamenti come quello del 21 giugno che cosa significano? Beh, direi che sono l'occasione per ricordare a cadenza annuale a tutti noi, a tutto il popolo italiano, quelle che sono le problematiche, le malattie ematologiche, che sono sicuramente una nicchia della medicina, ma sono una nicchia che, ahimè, è molto rifornita, e molto spesso, per fortuna oserei dire, le persone comuni sanno poco dell'ematologia, però purtroppo i pazienti e le persone, i loro cari, imparano che tante volte noi affrontiamo sfide molto difficili, e siccome l'AIL è di supporto alle ematologie, e alle ematologie in senso ampio, alle strutture, ai pazienti, alla ricerca, sicuramente attenzionare quella che è l'AIL e che è la sua opera è di fondamentale importanza, e quindi le giornate come il 21 giugno sono preziose. Quindi non soltanto, sì, cioè per inquadrare anche meglio il vostro lavoro, e anche per parlare di tutte queste problematiche. L'idea dello psicologo, no? Poi adesso vediamo anche poi come il lavoro dello psicologo diciamo in reparto e con le famiglie, desumo che sia anche... Come è venuto in mente? Ma devo dire che l'AIL è stata fondata nel 2012, e fra le prime cose, non pensato da me assolutamente, ma da Antonella Cernetta soprattutto, che era in consiglio direttivo e appoggiata da tante altre persone, hanno pensato fra le cose che potevamo fare era diciamo così, fornire un supporto psicologico al reparto e pazienti e anche parenti dei pazienti, che si è rivelata una cosa veramente positiva. E abbiamo anche raddoppiato, ma non tutte le sezioni AIL hanno una psicologa, okay. Noi ce l'abbiamo dal momento in cui è nata l'AIL, e ne abbiamo due adesso, no? Diciamo una e mezza, la dottoressa a tempo pieno, e poi c'è anche una collega della dottoressa che per occupare gli spazi vuoti, diciamo. E abbiamo visto che diventa veramente importante per il benessere delle persone. Ma io ho un carissimo amico che è stato ricoverato presso l'ematologia, che mi ha spiegato anche lui l'importanza di... Anzi, ci sta guardando e ha detto che finalmente la vede senza mascherina. Allora, dottoressa, come lavorate? Diciamo, immagino avete contatti con i pazienti
la struttura e le famiglie. Sì. Noi, come diceva l'avvocato, noi siamo in 2, anzi cito anche la dottoressa Vera Baroni che da un poco ha avuto una bimba, quindi è in maternità, tornerà a gennaio, però a sostituirla c'è la dottoressa Cia, appunto, e in 2 noi riusciamo a coprire dal lunedì al venerdì il reparto, quindi noi siamo in corsia con i medici a fornire supporto per i pazienti in regime di ricovero, però poi noi effettuiamo anche dei colloqui individuali ambulatoriali dove riceviamo su appuntamento. Il servizio tra l'altro è completamente gratuito, grazie all'AIL chiaramente, e i pazienti possono accedere all'ambulatorio chiedendo agli ematologi il numero degli psicologi o anche contattando direttamente AIL Trieste, appunto, e noi riceviamo in ambulatorio proprio attiguo, vicinissimo al reparto, quindi copriamo tutta la settimana. Se posso chiedere, tra l'altro no, non l'ho mai chiesto perché forse è la prima volta che abbiamo la possibilità di fare direttamente le domande agli psicologi, se posso chiedere che cosa vi chiedono? Cioè, vi chiedono un aiuto psicologico, adesso questo è ovvio, ma come si sostanzia il rapporto proprio? Io distinguerei i pazienti in regime di ricovero dai pazienti ambulatoriali. Okay. I pazienti in regime di ricovero, io e la collega cerchiamo di conoscerli tutti. Non cerchiamo, ce la facciamo a conoscerli tutti, quindi nell'arco di poche giornate, dopo poco che le persone sono ricoverate, noi andiamo a presentare il servizio, non ad imporre la nostra presenza, ma a far presente che c'è la possibilità di avere questo supporto. La maggior parte è felice. La maggior parte è contenta, chiediamo sempre il permesso, entriamo in punta di piedi nella vita delle persone, però la particolarità delle patologie, ma soprattutto delle terapie, sì, è che richiedono alle volte delle degenze molto lunghe. Sì. Le degenze molto lunghe possono effettivamente portare a un esaurimento delle risorse psicologiche della persona. Ho capito, sì. Quindi all'inizio magari sono delle chiacchierate conoscitive, si rompe un po' il ghiaccio, mi faccio raccontare un po' la storia, però se il ricovero richiede un lungo periodo è molto probabile che poi le persone chiedano o comunque inizino un percorso di supporto vero e proprio. Differente è il lavoro in ambulatorio, dove sono le persone che chiedono il supporto, che sia supporto psicologico o di psicoterapia, poi sono due cose differenti. E lì le persone portano delle problematiche concrete che di solito coincidono con momenti critici del decorso della malattia, che può essere chiaramente il momento della diagnosi, ma anche un fallimento terapeutico, una necessità o il momento in cui ci avviciniamo al trapianto, quindi una scelta importante, ma anche il momento del follow up, quindi il momento in cui la persona è in remissione, quindi le visite iniziano a diradarsi nel tempo, le persone alle volte possono sperimentare quella sorta di ansia d'abbandono. Quindi in momenti critici le persone chiedono ambulatorialmente il... Ecco, dottore, è importante anche questo, perché verrebbe da chiedere che cosa i pazienti cercano e trovano eventualmente oltre alla cura, no? Cioè, so che può sembrare paradossale come domanda, perché il paziente chiede di essere curato, eccetera, però credo che faccia parte della cura anche un corollario che è messo a disposizione del paziente. Sì, sicuramente, perché ovviamente il nostro obiettivo principale, e deve essere questo, è quello di garantire ai pazienti le migliori cure, però questo è un aspetto squisitamente tecnico che tra virgolette interessa all'ematologo e al personale sanitario più in senso ampio. Il paziente, che ovviamente gli viene spiegata la situazione clinica e gli viene spiegato anche il programma terapeutico, ma fortunatamente non è un tecnico e quindi le sue necessità sono molto differenti da quello che il medico potrebbe immaginarsi. Noi tendiamo sempre a concentrarci sui valori dell'emocromo. L'emocromo per un ematologo è un po' il nostro santo graal, e quindi se quello non ci piace noi alziamo le antenne
E quindi poi da quello sulle possibilità di svolgere il programma terapeutico, che spesso è complicato, che spesso è pesante e che è duraturo e lungo nel tempo. E il paziente questo lo capisce, ma poi ha le necessità anche quelle della quotidianità, quindi a noi medici si confida, ci chiede consiglio, anche consigli non così strettamente legati a quella che può essere la sua condizione ematologica. Devo dire che noi cerchiamo e spesso, spero di poter dire, riusciamo ad essere empatici col paziente, ma non siamo in grado di fare solo questo, di farlo da soli, ecco, noi siamo i tecnici per l'appunto, e quindi quella che è la struttura di altre figure, come può essere il supporto psicologico, oppure il supporto logistico. Per esempio prima l'avvocato citava Casa AIL può essere un supporto imprescindibile per un paziente che ha molte necessità, terapie lunghe, frequenti accessi in ospedale, o per i familiari del paziente, perché anche per il caregiver spesso il percorso ematologico è una montagna da scalare. Poi dopo parliamo anche della questione proprio del rapporto con i familiari. Laddove invece la Casa AIL sarà una casa a disposizione di chi, avvocato? Dei pazienti, dei pazienti, cioè dei quando, pazienti fondamentalmente dei parenti dei pazienti, di persone che hanno dei problemi ematologici, ma che non sono triestini ovviamente, perché come abbiamo già detto varie volte ormai l'ematologia triestina è diventata attrattiva sia per il resto d'Italia, anche per la vicina Croazia, Slovenia. Abbiamo fatto anche una riunione con dei medici del Kosovo una volta, con il professor Zaia, e dunque molto spesso non hanno la possibilità economica di spendere delle cifre per stare in un è una... C'è anche l'uso della cucina, per esempio, per cui è abbastanza importante. Per esempio questa è effettivamente una tendenza che da qualche anno a questa parte è stata introdotta, insomma, no? Quello di mettere a disposizione delle residenze per periodi più o meno lunghi, a seconda poi della lunghezza della cura. Noi l'abbiamo già fatto con i pazienti ucraini che venivano curati all'ematologia. All'epoca non c'era la Casa AIL, abbiamo dato la possibilità di dormire in un bed and breakfast, ma per esempio Udine, dove l'AIL è molto più sostanziosa, non che noi siamo sostanziosi, ma c'è un territorio enorme, per cui la possibilità economica di AIL Udine è di molto superiore alla nostra, e con cui peraltro collaboriamo in maniera continuativa, e ha moltissime case AIL, no? E dunque la possibilità di ospitare più di noi. Noi cominciamo adesso. Allora, parliamo del rapporto che dovete gestire con le famiglie. Lì è tutta un'altra cosa, insomma, no? Perché adesso non voglio fare, però posso immaginare che magari delle volte, non so, a un paziente, diciamo, tranquillo, mettiamo un po', giustamente anche far riferimento a una famiglia invece più agitata, perché cioè, penso che lì si va proprio nel novero dell'imprevedibilità. La malattia ha due vittime, il paziente e la famiglia, e con vissuti differenti ma che si influenzano reciprocamente. Spesso capita di ascoltare storie di senso di colpa reciproco, il paziente che si sente in colpa ad aggravare sulla famiglia, o la famiglia che si sente in colpa perché non può fare nulla. C'è una tendenza reciproca alla protezione. Questo anche mi è venuto in mente perché spesso il ruolo dello psicologo è anche quello di creare un luogo e un tempo soltanto per la persona, per parlare di alcuni aspetti o alcune sfumature che non condivide con nessuno, proprio per la tendenza a proteggere l'altro. Il paziente può avere delle paure, delle angosce importanti che non condivide con la famiglia,
per non dar loro un dolore, e questo è il nostro ruolo. E allo stesso subentrano tempo anche questi giochi, sì. Delle dinamiche molto particolari, sì. e non è giusto che una persona viva in solitudine, una solitudine psicologica intendo, questi determinati pensieri o idee. Quindi lo psicologo dà la possibilità alla famiglia, e di conseguenza anche al paziente o viceversa, proprio di avere un luogo dedicato. Spesso i caregiver si annullano, si dimenticano di se stessi, e anche andare dallo psicologo e dedicarsi un'ora a se stessi può fornire caricare le batterie, dare l'energia per affrontare le 2 settimane successive. E non dimentichiamo che l'ematologia ha anche dei orari di visita ridotti e anche abbastanza particolari, appunto, per proteggere il paziente, quindi non c'è soltanto la distanza da casa, ma è anche quando io vado a trovare il mio caro, io sono con la mascherina, sono vestito in un certo modo, e anche visivamente ha un impatto psicologico importante da ambo le parti. Invece, dottore, per quanto riguarda, questa è la domanda insomma, molto pesante per certi aspetti, il momento della diagnosi, no? Anche là, come la comunicate? Dipende da caso in che, cioè credo che non sia semplicissimo, insomma. Sì, sicuramente non è un momento semplice, ma diciamo che non c'è una regola. Sicuramente ogni medico ha il suo stile, e questo stile, che si matura con l'esperienza, influenzato dal proprio carattere, ovviamente viene adattato in base alla situazione. Diciamo che personalmente, può valer poco l'opinione di uno, ma personalmente io non lo trovo un momento così difficile, o meglio, non così pesante da un punto di vista emotivo, perché fortunatamente nel momento in cui io comunico una diagnosi, a seguito del nome e il cognome della malattia, prospetto un programma terapeutico. Sì. Quindi questo è un problema, ovviamente non va sminuita la severità o la gravità o l'importanza della condizione clinica, e però adesso che sappiamo cosa c'è, iniziamo un percorso insieme, e questo aiuta molto nel discorso e nella comunicazione. Questo posso confermarlo, se può essere utile la mia esperienza personale, che riguarda un altro problema, che quando era palese ciò di cui soffrivo, il mio medico di famiglia mi disse: adesso ci sediamo, stiamo tranquilli, programmiamo tutto quanto, perché così si fa. Il mio medico è un po' piuttosto così, e devo dire la verità che quel tipo di questo approccio adesso in quel preciso momento mi fu particolarmente utile. Poi dopo, per tutta una serie di ragioni, io ho anche anticipato i tempi, eccetera, perché se no me lo tiravo via da solo. Ma voglio dire, è importante quello che lei dice, non ci avevo mai fatto caso. Nel momento in cui tu comunichi, prospetti un percorso, e quindi sì. Lo tengo conto quando per altre interviste, perché qua si fa tesoro anche delle risposte. Laddove una cosa che noi sottolineiamo sempre per quanto concerne l'impegno dell'AIL, ma anche l'impegno di altre realtà, diciamo, del volontariato nei confronti del pubblico, e anche come posso dire, riguarda certamente le cose concrete, certamente le cose utili, però riguarda anche quel po' di superfluo per certi versi che può alleggerire, per esempio, le degenze in strutture come la vostra. Per esempio, mi pare che cos'è, 5 anni fa, o forse meno, non mi ricordo più, le televisioni, avete anche acquistato le televisioni, che insomma, oddio, con quello che si vede, ma lasciamo perdere. Basta cambiare canale, però. Basta cambiare canale. Però devo dire, ecco, è importante
è importante anche quello, no? Cioè in quei momenti c'è bisogno diciamo anche del superfluo. Ma certo, difatti insomma, è una delle nostre attività è fornire al reparto di epidemiologia, su richiesta proprio del reparto, numerose, diciamo così, superflue, diciamo che non sono assolutamente superflue, ma che aiutano il paziente nella degenza più o meno lunga che sia. Per esempio l'acqua, il tè, sono cose che uno non ci pensa, ma la situazione attuale dell'azienda sanitaria non è in grado di fornire tutto quello che forniva molti anni fa per situazioni contingenti, non è una critica la mia, per l'amor del cielo. Per cui tutto quello che può essere un superfluo, un po' di più, secondo noi va bene. Fa piacere che il dottor Ballerini abbia parlato di comunicazione della diagnosi con il programma terapeutico, perché è fondamentale sapere che non si muore più di tumore, no? La ricerca ha fatto passi avanti, infatti una dei campi in cui maggiormente l'AIL interviene è quello della ricerca che cambia la vita dei pazienti di mese in mese, non so se ecco, è fondamentale, no? Sì, sicuramente sì, lo dicevamo anche prima, è uno dei compiti dell'AIL, che è forse uno dei compiti più importanti dell'AIL, forse il più importante, quello che magari per i pazienti è meno facile intuire, ma che poi porta ai maggiori benefici. E sicuramente al giorno d'oggi, insieme a quelle che sono state le strategie terapeutiche degli ultimi decadi, abbiamo anche un armamentario di opzioni moderne che è molto più vasto rispetto anche a solo pochi anni fa e che sicuramente si arricchirà nei prossimi anni e decenni. Non so se la domanda non ha forse senso, dottoressa, perché lei collabora da quanti anni con l'AIL? Con l'AIL da poco più di un anno, poi la mia esperienza nell'ambito delle patologie tumorali in realtà da molto più tempo. Ecco, allora ha senso, cioè, nel senso riesce a intuire, mettiamola così, un cambiamento per quanto riguarda proprio l'approccio che i pazienti hanno con la patologia in questi anni? Mi rifaccio a quello che stavamo dicendo rispetto a che la parola tumore viene associata al fine vita. È piena di pregiudizi, di stereotipi questa parola, quindi arrivano i pazienti con una diagnosi portandosi dietro una sorta di idee date dalla letteratura, data dal sentito dire, okay, e sono anche argomenti di cui sostanzialmente le persone non amano parlare durante un aperitivo, e quindi abbiamo pieno di... la parola tumore viene sempre associata, spesso, non sempre, spesso associata con terapie particolarmente invasive o fine vita. Questo lo riscontravo 7-8 anni fa, lo continuo a riscontrare, quindi c'è davanti a questa parola il vissuto più o meno è simile. C'è molta più consapevolezza dei passi in avanti della medicina, molta più consapevolezza, quindi il tempo è dalla nostra parte, e i pazienti lo sanno questo, i pazienti sanno che una diagnosi, la loro stessa diagnosi, se avveniva 10-15 anni fa, avrebbe avuto un esito differente a questo. Ecco, su questo sì, la percezione è differente, ma il carico emotivo che accompagna la parola cancro, la parola tumore, rimane lo stesso. Ultima domanda, siamo già fuori tempo, ma insomma, è per lei, dottore, anche qui, come si può parlare di prevenzione in qualche modo, o è un campo dove si deve declinare il concetto di prevenzione in termini differenti rispetto a quello a cui siamo abituati? Allora, sicuramente si deve declinare in termini differenti, perché esiste la prevenzione specifica per alcune patologie, quelle a cui siamo tutti invitati a partecipare, agli screening seconda dell'età, del genere di appartenenza,
che però non riguardano specificatamente le malattie ematologiche. Sicuramente però uno screening in senso più ampio, una prevenzione in senso più ampio è quella di rispettare se stessi, e rispettare nel senso di ricordarsi che una volta all'anno è bene andare a trovare il proprio medico curante per fare semplicemente degli esami di routine che anche in benessere è importante fare, anche perché spesso capita che noi diagnostichiamo delle nostre malattie più o meno severe, più o meno impattanti, per casualità, per pazienti che stavano facendo percorsi diversi per cose che non erano. Quindi in questo senso sulla prevenzione possiamo lavorare. Qualcosa di più mirato non è disponibile in ematologia. Perché c'è sempre quella battuta di Woody Allen che diceva: la cosa migliore che una persona può sentirsi dire non è ti amo, ma è benigno, e io la anche così integro dicendo: se non è così, almeno sentirsi dire l'abbiamo presa in tempo. Che è Allora io ringrazio i nostri ospiti, la dottoressa Claudia Canaletti, il dottor Mario Ballerini e l'avvocato Tiziana Benussi. Tutto quello che c'è da sapere poi sulla giornata del 21 giugno è anche sul sito, quindi avete tutto quanto a vostra disposizione. Buon lavoro a tutti nei vostri ambiti. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi cambiamo ospiti. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia, come annunciato, del presidente dell'ITIS Aldo Pacor e del direttore sociosanitario di Asugi, il dottor Giulio Antonini. Grazie. Buonasera. Per essere venuto. È la prima volta penso che lei venga a Trieste in diretta. Pacor, non voglio dire che faccia parte del mobilio, dell'arredamento, come si diceva in un vecchio film con John Crawford, ma insomma è ospite nostro abituale. Nella puntata di oggi parleremo di un argomento, cioè l'argomento è enunciato in maniera molto semplice, cioè dei rapporti che esistono fra ITIS e Asugi, perché è ovvio che questi rapporti esistano, debbano essere, però magari delle volte noi non abbiamo ben chiaro come si sostanziano e come funzionano. Io direi che facciamo parlare prima il dottor Antonini per questioni anche alfabetiche. Va bene. E anche perché così, essendo la prima volta, svezziamo un pochettino la cosa. La domanda, possiamo partire proprio da questo, dottore: come si sostanzia questo rapporto? Che immagino sia un rapporto poi che debba tenere per forza di cose conto di come si modifica di volta in volta anche la realtà sociale della città. Beh, intanto buonasera, grazie a nome di Asugi, della direzione, tutti i colleghi. Allora, il rapporto si sostanzia, è un rapporto istituzionale tra enti pubblici, che è già un primo tratto importante, un rapporto di collaborazione che c'è nella storia, ma che mi piace ricordare che soprattutto negli ultimi anni si è rinnovato e rinforzato proprio su un asse di una collaborazione tra enti pubblici per la diversificazione e la valorizzazione dei servizi, in particolare rivolti alla popolazione fragile, non solo anziana, ma prevalentemente anziana. È importante ricordare con l'occasione che dal 2022 sono stati attivati i primi 20 posti letto presso ITIS di ospedali di comunità e nel 23 gli altri 20 posti letto, quindi oggi abbiamo attivi 40 posti letto di ospedali di comunità, che è una struttura distrettuale delle cure intermedie che si pongono fra l'ospedale e il domicilio. È una felice coabitazione, coesistenza, collaborazione tra la realtà distrettuale, delle cure distrettuali, i servizi distrettuali. Con l'occasione ringrazio la responsabile dell'area dipartimentale distrettuale dell'area giuliana, la dottoressa Anna Vittoria Ciardullo. Ringrazio anche il mio predecessore, il dottor Fabio Samani, che insieme a ITIS hanno creato delle premesse già appunto fine 2022 con una prima sperimentazione dell'ospedale di comunità
in maniera molto rapida e efficace, per non tediare, ma insomma alcuni numeri sono importanti. In 2 anni di attività sono state più di 1600 gli utenti, un'utenza che ha un'età media di circa 86 anni, prevalentemente femminile, e che ha una permanenza di circa 22 giorni presso la struttura ospedaliera. Si arriva all'ospedale di comunità dagli ospedali, ma si arrivano anche da altre strutture intermedie o anche a domicilio. Importante il 70% che ritorna a domicilio, quindi è una struttura che salda la dimensione ospedaliera con quella anche, diciamo, dell'assistenza domiciliare. È un modello di gestione importante che funziona bene perché la governance, la parte anche di governo e di organizzazione delle attività sanitarie è in capo ai servizi distrettuali, supportati dalla componente sociosanitaria e anche logistica dei servizi generali che viene messa a disposizione da ITIS. Quindi ospedale di comunità è importante, il primo a livello regionale, fa parte di diversi nodi della rete dei servizi territoriali che il DM 77, il decreto ministeriale 77 del 2022 ha disegnato a livello nazionale e quindi anche a livello regionale, e su cui l'ospedale di comunità, la futura e prossima casa della comunità, l'infermiere di famiglia o di comunità, il numero 116-117, l'assistenza domiciliare. Quindi il rapporto che si è creato va a saldare e anche favorire una dimensione di collaborazione e di rete pubblico-pubblico proprio per intercettare le diverse fragilità e diversificare e rafforzare i vari servizi territoriali. Lei da quando è presidente dell'ITIS? Da quando? Da quando? Dal 2018. 2018. È cambiato tanto da quel, cioè molto probabilmente Sì. all'epoca parecchio di ciò di cui ha parlato il dottor Antonini non era forse nemmeno immaginabile. No, non era immaginabile, c'era una collaborazione chiaramente anche all'epoca, c'era l'RSA San Giusto che adesso è all'interno del Maggiore, però era come dire, erano due cose diverse. Che funziona benissimo, io Sì, no, mamma mia, funziona benissimo, solo che all'epoca l'RSA per esempio era gestita, noi avevamo solo l'alberghiero come ITIS, no? Ho capito. Gli infermieri, i medici, erano invece in carico all'azienda sanitaria, no? Poi se n'è andata, per diversi motivi. Però è cambiato perché? Perché ci si è accorti che per andare verso il territorio bisogna cercare di collaborare con quelle istituzioni che già sono sul territorio. Sì. Noi siamo una di quelle. Prima abbiamo citato Fabio Samani, con lui siamo stati 3 mesi a mettere su l'ospedale di comunità. È una roba impensabile, eh? Cioè, come si fa? È impossibile. Sì. E quindi è cambiato in questo senso. All'interno poi di ITIS, che sta diventando sempre più un centro servizi, quindi no, dimentichiamo la vecchia immagine, c'è l'università per dire, no? Però in stretta collaborazione con Asugi ci sono i servizi territoriali di cure palliative, delle cure fisioterapiche, lo screening mammografico. E poi tutta un'altra serie di cose, di servizi che poi vanno a integrarsi e che poi cresceranno col tempo, mano a mano che questa integrazione territoriale sarà più anche, come dire, percepita dai cittadini, perché l'ospedale di comunità non tutti sanno ancora cos'è. Bisogna anche dire che c'è stato anche il periodo pandemico che ha un po', come dire, non dico sospeso, mettiamolo così, quel processo che ITIS stava iniziando di vicinanza maggiore alla città, eccetera. C'è stato quel periodo che insomma ha un po' vi ha costretto a rallentare un po' quel tipo di servizio alla città, ecco, questo bisogna dirlo. Sì, questo bisogna dirlo, ma è stato anche, in questi momenti là, sono stata una collaborazione strettissima con l'azienda. Sì, quindi ha portato... Mamma mia. Posso usare un riferimento cinematografico? Lei non è abituato, se torna qua dovrà fare i conti con questa mia tendenza. C'è un brano
musicale che accompagna il film Indovina chi viene a cena, che ogni tanto mi serve. E ad un certo punto il brano musicale dice: bisogna che qualcuno rinunci a parte di sé perché l'amore trionfi, eccetera. L'ho ridotto in maniera molto brutta. Possiamo fare questa domanda qua: che cosa ha dato Asugi a ITIS? Che cosa ha ricevuto Asugi da ITIS e il contrario, insomma? Partiamo da... Ma lo stimolo, la suggestione è molto bella, ma ha dato il valore non solo, come diceva il Presidente Palco, non solo tanto l'aspetto logistico degli spazi, ma anche la volontà di progettare insieme, e giustamente è stato citato lo screening mammografico, quindi la prevenzione, il tema dell'accoglienza, dei servizi della riabilitazione e delle cure palliative, no? Quindi ha dato e darà l'opportunità di ripensare, riorganizzare i modelli di servizi alla persona, proprio ricercando le migliori soluzioni e anche integrando le risorse sulla base anche dei cambiamenti dello scenario demografico e anche i cambiamenti sociali che stiamo fronteggiando. Quindi se vogliamo, che cosa ha tolto? Probabilmente non ha tolto nulla, se ha tolto forse alcune tendenze alla conservazione, alla chiusura. Ho capito, quindi ha svecchiato magari, insomma, non è il Sì, termine ha dato corretto, un'occasione di rinnovare, ripensare il modello di organizzazione dei servizi territoriali, che hanno anche delle fatiche e delle difficoltà quotidiane, ma che possono, come dire, contare su una partnership di livello istituzionale solida, perché la missione anche di ITIS è una missione che nasce nella storia per aiutare le persone più povere, i più deboli, i più fragili. E quindi sono anche delle missioni, oltre che delle organizzazioni che si rinnovano. Sicuramente l'interesse, e noi stiamo ulteriormente sperimentando, no? Andando verso un ulteriore rafforzamento. Soprattutto lei ha richiamato il tema della prossimità, e l'importanza della prossimità che il Covid ha così rivelato e svelato, è quello sul quale noi stiamo cercando di rafforzare anche alcune funzioni, anche alcune attività che riguardano sia il rapporto col comune, in particolare alcune funzioni sociali, sociosanitarie, no? Il Presidente del Portierato, sia anche il tema proprio della conoscenza anticipata del bisogno. E torno a dire un aspetto importante: la Casa della Comunità, che sorgerà per prima, la prima delle 6 che sorgeranno qui a Trieste è al Maggiore, dovrà essere realizzata entro il 31/12, quindi una grande corsa organizzativa, ma che vedrà nel punto unico di accesso sociosanitario un punto di riferimento universalista aperto alle persone che vogliono entrare in contatto col mondo dei servizi. Gli aspetti del punto unico sono l'ascolto, l'orientamento, l'accoglienza, l'informazione, l'accompagnamento alla prima valutazione financo alla presa in carico, e non solo per la vicinanza fisica ma anche per la prossimità e già i processi di integrazione in essere. Noi crediamo che anche delle alleanze stabili nel rinnovare le funzioni di accoglienza non settoriale, un'accoglienza, un ascolto, un orientamento del cittadino in maniera universale, universalistica, credo che sia uno degli elementi su cui crescere e rinnovare le nostre collaborazioni. Stessa domanda di prima, io non me la ricordo più, ma se la ricorda lei, quella di che cosa ha preso, cosa ha dato, eccetera. Beh, noi siamo entrati dentro, come dire, perché nell'ospedale di comunità, per esempio, solo i medici sono aziendali di Asugi. Infermieri, OS e tutti il resto dei servizi sono di ITIS, no? Ho capito. E quindi c'è un approccio anche in questo caso alla cura che noi non avevamo, o perlomeno adesso sta sempre più anche, diciamo, nelle strutture residenziali entrando un aspetto della cura. Non a caso da settembre dell'altro anno abbiamo un direttore sanitario al nostro interno, no? Un approccio un po' più umano, ma non perché i nostri operatori siano più bravi di quelli ospedalieri, ma perché gli ospedalieri hanno altro da fare. Sì, capisci. Cioè là si cura l'acuzia, no? Non si cura la cronicità o quello che siamo noi abituati a fare. Ma questo determina un successo enorme dell'ospedale di comunità.
cioè tutti i feedback che abbiamo sono positivi, no? E quindi noi siamo entrati in questo contesto, abbiamo conosciuto, perché non sono le istituzioni poi che fanno questi lavori, sono le persone alla fine. Ricordiamoci, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli staff, sia da una parte che dall'altra, perché hanno lavorato e lavorano, continuano a lavorare in armonia. Fino ad oggi non ho mai sentito nessuna ruggine, nessuna cosa. Quindi c'è una sintonia di obiettivo, di andare verso la fragilità dei cittadini, verso la vicinanza, la prossimità, ma si vede sui giornali, sui social, Sì, arrivano continuamente messaggi di apprezzamento della struttura delle comunità. Quando si ragiona su queste tematiche, che partono dalle necessità del presente, ma che giocoforza debbono anche immaginare un futuro prossimo, ma insomma, sappiamo benissimo che il futuro prossimo è ieri per certi aspetti. Cioè, ci vuole da parte delle strutture, da parte di chi governa queste strutture, quel senso di immaginazione che in inglese viene detto visionaire, che è un termine che noi non riusciamo a tradurre completamente in italiano, perché visionario è una cosa completamente diversa. Se dicessimo, cioè bisogna avere anche una certa, diciamo, immaginazione per pensare al futuro, però deve essere una immaginazione che si basa sul concreto, su quello che c'è. Beh, sicuramente l'idea del futuro è non è una cosa che si cala dall'alto, è un aspetto non solo visione, ma anche lettura degli scenari, della stratificazione dei bisogni della popolazione, che già ci dicono tanto, quindi non è difficile in questo momento come dire, immaginare che nel futuro già a breve vanno rafforzate le cure domiciliari, le cure di prossimità, favorire la permanenza il più a lungo possibile delle persone a domicilio, ma con l'occasione la ringrazio anche perché non è che c'è una partita, soprattutto per quanto riguarda la popolazione anziana, tra la residenzialità e la domiciliarità. In questo senso. La partita da costruire insieme è la filiera dei servizi in grado di accompagnare, curare e assistere la persona nella diversa evoluzione dei profili di bisogno nei diversi contesti di vita. Teniamo conto che Trieste in particolare, ma insomma la regione e anche tutto il paese, hanno dei tassi di invecchiamento della popolazione e anche una presenza di persone sole molto rilevante, e quindi vuol dire, nonostante che la piramide dell'età sia un po' capovolta rispetto a una volta, c'erano molti giovani poco anziani, adesso si è un po' capovolta, come se fosse una piramide che si basa un po' sulla punta e non sulla base, quanto anche il fenomeno di riduzione dei caregiver, cioè dei datori di cura delle persone familiari o non familiari. Un dato importante in Italia, un dato che recentemente conoscevo ma recentemente ho rivisto, in Italia ci sono 1.200.000 assistenti familiari straniere, badanti, in parte regolari, in parte no. Ma il dato è un po' rispetto all'elemento visionario, non so se distopico o meno, se tutte le assistenti familiari domani facessero sciopero, il nostro sistema di welfare andrebbe assolutamente, salterebbe in aria. Quindi l'idea del futuro è un'idea che deve avere alcune connotazioni, alcuni paradigmi che sono quelli sicuramente delle integrazioni dei servizi, sociale, sanitario, pubblico, terzo settore. Importante che il DM77 afferma anche il valore della partecipazione dei cittadini alla costruzione dei modelli e lo sviluppo della comunità. E quindi tutto il lavoro con gli enti del terzo settore che vanno ringraziati, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le fondazioni, le onlus, gli enti ecclesiali, le cooperative sociali, sono un mondo con cui sia noi che ITIS, che il Comune, interagiamo quotidianamente attraverso vari schemi. Allora, il lavoro di comunità, anche l'idea di futuro vanno un po' costruite insieme. Ecco che la dimensione collaborativa, dove l'umanità viene posta al centro delle cure e dell'assistenza,
creano dei presupposti di costruzione di un futuro, non dico più sereno, ma un po' più basato sulla fiducia. No, quindi anche la fiducia nei rapporti tra gli enti e tra i professionisti, tra le organizzazioni, rappresenta una dimensione ineludibile della nostra idea di futuro. Questa è anche una sorta di piccola o grande, poi dopo, quasi di rivoluzione copernicana che riguarda anche la struttura, no? Cioè ITIS non è più la struttura dove io andavo a trovare mio papà, no, 17, quindi 13 anni fa. No, è cambiata. Siamo usciti noi. Siamo usciti noi col portierato sociale, per esempio, all'interno di questo discorso di comunità, questa parola che ricorre, no? Questo è, no? Noi siamo usciti, abbiamo il portierato sociale, funziona ormai da 2 anni, abbiamo avuto nel 2024 500 contatti, intanto ogni giorno è aperto, dal lunedì al venerdì, abbiamo sottoscritto un patto di nuovo, un patto di comunità, di nuovo ancora, con Asugi, con Atter, con l'Università di Trieste, con il Comune di Trieste, che è fondamentale in queste dinamiche sociali, no? Per la prossimità di cui si parlava prima, e con altri enti del terzo settore. 756 ore d'apertura, abbiamo intercettato 20 situazioni complesse, sconosciuti ai servizi sociali, presi in carico un po' da Asugi, un po' del Comune, cioè anziani soli. Abbiamo reclutato 10 volontari, facciamo fare il servizio civile a due persone del servizio civile, facciamo fare l'alfabetizzazione digitale. C'è tutto un insieme di cose, facciamo aggregazione all'interno di ITIS con loro. Il venerdì, per esempio, c'è il pranzo di comunità, no? Poi fanno delle attività, il cineforum, indifferente, tante cose, si ritrovano. Ecco che questa, come dire, andare verso il cittadino in questo modo è fondamentale per poter, come dire, prevenire tutte le problematiche che se no ci cadono addosso. Ah beh, certo, sì. Questo è, no? Perché la solitudine degli anziani è un problema grosso, è un problema. Sì, proprio perché anche poi tutto cambia. Abbiamo ancora 3 minuti. Faccio una domanda a lei, poi vediamo se riesce a rispondere anche Pacor. Questo rapporto che si è instaurato fra Asugi e Atter è esclusivo fra Asugi e ITIS, chiedo scusa. Beh, ma insomma, non era del tutto sbagliato. Ecco, quindi ho già. E sarà esclusivo nei confronti di ITIS oppure appunto anche altre realtà verranno, oppure appunto mi pare di capire. Allora, i temi, diciamo, della prossimità, del ripensare i modelli organizzativi in chiave fiduciaria e di vicinanza alla popolazione, che per noi riguarda anche un po' una riconversione, un aggiornamento del modello del progetto Habitat Microaree, che sono punti che da più di 20 anni, luoghi di prossimità, auspicabilmente non solo vedrà un rapporto tra noi e ITIS, ma sicuramente anche col Comune di Trieste, che ringrazio, dall'assessore Tognolli, Ambra De Candido, Stefano Chicco, tutto lo staff con cui ci interfacciamo molto di frequente per la qualità dei rapporti, e quindi anche con Atter, con cui anche recentemente ci siamo visti insieme. La linea è di cercare una strategia, una linea di collaborazione forte sui temi importanti, la prevenzione dell'istituzionalizzazione, prevenzione dei ricoveri, la vicinanza, la prossimità, la medicina di iniziativa, su un asse pubblico-pubblico che si interfacci, si allinei e riconverta anche le risorse nei confronti e nel rapporto collaborativo col terzo settore. Questo è un pochino il disegno che stiamo cercando di favorire e portare avanti. Rapidamente, Pacor, se riesce. Sì, no, sono d'accordo, è questo che stiamo facendo. Per esempio a Atter, da noi nel portierato sociale, c'è un giorno dedicato ai condomini che gravitano attorno, c'è un operatore Atter che viene. Quindi questa collaborazione fra enti pubblici è strettissima ed è molto virtuosa. Ed è il futuro, no, anche là no, è il presente. È il presente questo, però deve essere sempre più sviluppato. Mentre prima si lavorava tutti quanti a silos o a canne d'organo, ognuno per sé, Dio per tutti. Canne d'organo non ho mai sentito. Funziona così. Non ho mai sentito. Adesso si cerca di fare quello che si dice sempre la rete. Ecco, questo è il concetto. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, Giulio Antonini, direttore sociosanitario di Asugi, Aldo Pacor, presidente di ITIS. Buon lavoro ad entrambi. Grazie per essere
stati con noi. Io vi ricordo l'appuntamento di domani è venerdì, noi ci vediamo come sempre alle 17:55, però il venerdì è la giornata che usualmente dedichiamo a temi che hanno a che fare con la cultura e con lo spettacolo. Io non so chi saranno gli ospiti di domani, ma questo vi renderà sicuramente ancora più curiosi, per cui ci vediamo domani alle 17:55.